Grazie mille. Lascio la parola adesso all'assessore regionale Daniele Stivara alla Protezione Civile. Grazie Villotta, il coordinatore distrettuale che va un po' nella direzione che ha indicato la Regione del Veneto qualche anno fa. Io voglio ringraziare i sindaci, soprattutto chi mi ha preceduto, perché le parole che hanno usato sono quelle che stiamo cercando di applicare noi poi dal punto di vista della legislazione. Un grazie va fatto in modo particolare ai volontari per un motivo molto semplice. Al di là dei 9.000 volontari andati in Abruzzo e quindi un'esperienza che sul campo poi diventa fondamentale, o i 6.000 volontari impegnati in quest'autunno, in quest'inverno nell'alluvione, ahimè, del Veneto, c'è un aspetto importante che a tutti i livelli istituzionali non bisogna dimenticare, perché si vuole caricare la protezione civile, e qui va sempre ringraziato la genialità che ha avuto Zamberletti mettendo in campo questo patrimonio in Italia. Non va dimenticato che la protezione civile e quindi tutto il mondo del volontariato ha dei compiti ben precisi e si sta scambiando a tutti i livelli istituzionali, che sia quello nazionale fino a quello locale, che la protezione civile e quindi i volontari debbano fare di tutto e di più. Questo lo possono fare certamente nel loro tempo libero, ma non lo devono fare dal tipo istituzionale, altrimenti perdiamo e sviliamo la figura stessa del volontario e la figura stessa del motivo per cui è nata la protezione civile. Ecco perché allo stimolo che mi ha dato il vostro collega Villotta, io devo rispondere che l'anno scorso, quando sono arrivato, ho trovato 40 milioni di euro di impegni, ho aperto il cassetto dei SCEI e ho trovato zero. E quindi è ovvio che ci siano stati dei problemi a anticipare soldi. Ne abbiamo già recuperati 15 milioni, quindi siamo già a buon punto. Però è anche vero che tutte le attrezzature con cui noi ci siamo impegnati attraverso delibere, gli impegni sono per noi da mantenere, vanno pagati quando c'è la presentazione delle fatture, non prima, perché le risorse prima non vengono mai date in protezione civile. Possiamo dare degli acconti se occorre, ma le risorse vengono pagate di fronte alla presentazione delle fatture, giusto per chiarirsi. L'altro aspetto importante invece di valorizzazione e di distribuzione di tutti gli investimenti, visti i tempi scarsi che ci sono, visto che il Dipartimento Nazionale ormai ha la cassa che è zero già da 2 anni, è ovvio che sia Regione, Provincia o Comuni il lavoro va fatto in sintonia. È ovvio che, ed è per questo che ho fatto tutta una serie di protocolli d'intesa, l'ultimo appena firmato nuovamente con i Vigili del Fuoco ma anche con le forze di polizia, stanno a indicare che ovviamente quando c'è da fare un investimento va fatto guardando nel territorio cosa c'è, cosa serve e soprattutto che non ci siano doppioni, proprio visto che per il futuro quest'anno io ho a disposizione meno di 10 milioni di euro da investire, quindi una risorsa abbastanza limitata. A questo punto ovviamente bisogna mirare dal punto di vista dell'attenzione su come utilizziamo le risorse pubbliche. La priorità che noi vogliamo dare, chiudendo i bandi aperti nel 2009, perché dopo 3 anni le esigenze possono essere cambiate in modo anche importante, quello che però noi vogliamo fare è quello per cui il Portoguaro o il portoguarese sta andando: investire in formazione, perché è sempre più fondamentale nel confronto anche con la componente professionale del sistema, dall'altro però rendere ancora più sensibile la popolazione e quindi gli investimenti nel settore scolastico per far sì che sempre più giovani, sempre più famiglie si mettano a disposizione degli altri attraverso il sistema della protezione civile. Noi abbiamo un sistema che adesso ha 16.000 volontari, c'è bisogno di specializzare sempre più questi volontari. Ovviamente oggi questi meeting sono importanti e fondamentali, anzi va ringraziato anche la componente
straniera, visto che oggi ci sono anche gli amici sloveni e quindi è importante avere confronti con il resto dell'Europa o di chi sta entrando in Europa in modo da confrontarci. Noi con la componente europea stiamo facendo molti incontri perché ovviamente dobbiamo trovare nuove risorse anche attraverso quel campo. Quindi ci stiamo muovendo su più settori, su più fronti in modo da dare risposte poi comunque sempre a chi è in prima linea, che è il volontario. Io conto che attraverso questi meeting, tra l'altro adesso devo andare a Treviso che ce n'è un altro attraverso l'ANA e l'Associazione Alpini, abbiamo ormai un humus che in Veneto come nel resto del nord Italia è assai pesante e pressante dal punto di vista della disponibilità di volontari, per cui dobbiamo fare solo una cosa come ente pubblico: fare quello che ci viene chiesto. Fare quello che ci viene chiesto sembra banale, sembra essere la cosa normale su cui dobbiamo agire, però non sempre è così. Però l'esempio che ci sta dando questa squadra del Portoguarese è un esempio che noi dobbiamo poi portare in tanti altri posti, anche in giro per il Veneto, dove magari per singole gelosie o per singole diatribe all'interno di singoli comuni non riusciamo a fare squadra come invece siamo riusciti, anzi siete riusciti qui nel Portoguarese. Per cui un auspicio è che questo secondo meeting sia non solo l'inizio ma la continuazione di un percorso che farà crescere questo territorio, che ha grosse problematiche dal punto di vista del rischio idrogeologico, ma l'intero sistema Veneto per poter essere a disposizione oggi se occorre del Veneto, domani se occorre per il resto della nazione e dopodomani se occorre, come tante volte è successo, in giro per il mondo. Grazie.